Lavori in corso, ben ritrovati, la nostra trasmissione va avanti, i lavori vanno avanti, sempre con l'aiuto prezioso del mio collega Pietro Caruso. Oggi, Pietro, avevamo deciso, l'avevamo già preannunciato, andiamo sul tema crisi 2.0, che non mi piace questa cosa del 2.0, ma in realtà è la seconda parte del discorso che abbiamo già affrontato precedentemente. È una crisi che non finisce mai. È una crisi che non finisce mai. Abbiamo in linea, e questo mi fa molto piacere, lo ringrazio per la sua collaborazione, il dottor Gianluca Bagnara, ex assessore della provincia di Forlì Cesena, che, tanto per presentarvelo, specializzato in agrobusiness ed economia del territorio, Certified Management Consultant internazionale, Consulting Institute, Master in Economia Washington State University, eccetera, eccetera, tanto per dirvi che... No, è anche consulente delle principali organizzazioni mondiali, eccetera, che si occupano di agricoltura e commercio. Dottor Bagnara, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie. Grazie molte di essere con noi. Dottore, grazie a voi di aver chiamato, mi scuso, non sono presente fisicamente perché lo so. sono fuori, ma lo so. Volentieri cerco di dare il mio contributo. Ecco, allora il suo contributo può iniziare in questo modo qui, dottore. Ci dia un quadro possibile, sintetico, generale di questa crisi e come nasce, e poi dopo Caruso le farà un'altra domanda. Partiamo. Intanto per cominciare, allora le faccio una domanda più diretta. Siamo ancora in crisi, non c'è dubbio, è inutile che ci dicano che la crisi si è fermata, eccetera. Qual è la situazione? La situazione è che c'è un cambiamento dell'economia mondiale, non è solo una crisi, perché quando si parla della preoccupazione che c'è la crisi, quando ci sarà il recupero, la ripresa, se per ripresa intendiamo il ripristino dell'economia precedente, dimentichiamolo. Certo. C'è un cambiamento dello scenario economico e politico internazionale. Noi siamo abituati da 2 secoli a un sistema economico anglosassone, prima l'Inghilterra nell'Ottocento, poi gli Stati Uniti nel secolo scorso. Questo è un sistema che si sta ritirando dal mondo, resta solo come meccanismo finanziario. Dall'altra parte ci sono altri scenari politici che si stanno allargando, stanno spingendo a spallate per prendere questi spazi nel mondo. Parlo dei sistemi economico cinese, piuttosto che indiano, piuttosto che sotto casa abbiamo quello medio orientale arabo. Quindi sta cambiando la geografia mondiale. Quindi dire finisce la crisi, riprendiamo quello che avevamo prima, dimentichiamo. Dobbiamo costruire un sistema economico diverso. Questo è lo scenario. Facendo i conti che ci resterà ancora un meccanismo di tipo soprattutto finanziario nato in America, con cui dobbiamo ancora avere a che fare, resterà tale. Vi porto un aneddoto. 13 anni fa, quindi 2001, poco dopo il governo Torre Gemella, ero a un seminario nel Wisconsin con un mio vecchio professore, purtroppo è deceduto 2 anni fa, allora aveva 92 anni, quindi non un ragazzino, era il capo economista delle truppe alleate a Berlino nella guerra, quindi uno che ha vissuto tutta l'economia mondiale, è stato presidente di vari presidenti americani. Lui ci dice: guardate, l'economia sta andando bene, però c'è una bolla speculativa immobiliare che ora viene garantita da una bolla speculativa finanziaria. Quando sarà satura quella immobiliare farà scoppiare quella finanziaria e quindi avremo una nuova crisi economica, modello come quella che ha generato la seconda guerra mondiale. Quindi parlo del pensiero di un vecchietto novantenne di 13 anni fa. Quella che noi adesso chiamiamo crisi semplicemente è un ciclo economico. È un ciclo economico, certo. Dottore, le fa una domanda a Caruso. Ho avuto la possibilità, Bagnara, di consultare pochi giorni fa, diciamo, il World Almanac dell'Economist, che ha la pretesa, ma forse anche con intelligente raccolta, di catalogare tutti i dati più vicini possibili agli anni che stiamo vivendo. Ma voglio dire, lei ha detto giustamente che niente sarà più come prima, però mi pare, mi corregga se sbaglio, che un dato sia chiaro, che se noi ragioniamo come singolo Stato nazionale, soprattutto come Italia, siamo morti,
Però la zona euro è sempre in seconda, prima, terza posizione in tutti gli indicatori economici mondiali. Quindi non è necessario una maggiore integrazione di marchi, produzioni, linee di esportazione dei paesi che adesso aderiscono all'euro. Indubbiamente, il problema dell'euro è che è troppo forte. Noi stiamo qua criticando l'euro che dobbiamo uscire, dobbiamo fare di qua, di là, lo vediamo come un problema. Il problema dell'euro è che è troppo forte nel mondo, questo è il suo problema rispetto a monete molto più deboli. E se è vero che la moneta è il termometro di un'economia, il nostro problema è quello di come renderla, far girare questa locomotiva, questa potenzialità. Questa è una prima considerazione. L'altra, che è la vera criticità invece dell'euro, è che è un sistema monetario finanziario però non supportato da un sistema politico e fiscale dietro. Abbiamo fatto un salto del fosso, però non l'abbiamo ancora completato. Ora, tornare indietro è assurdo, perché l'Italia da sola è nulla, non esiste. Certo. Ora completiamo questo percorso, quindi andando da un concetto di Unione Europea a un concetto di sistema federale europeo. Questo è il salto da fare. Allora saremo potenti. Adesso come adesso, se guardiamo gli indici dell'Economist, l'indice che io tengo così come prima lettura è quella della bilancia dei pagamenti, no? Cioè quella della liquidità che gira, quindi la differenza tra la liquidità che entra e dagli investimenti e dai pagamenti e dalle esportazioni rispetto, no, ai pagamenti che si fanno. No, sì. È una logica molto banale di bilancio. Capofila in cima, sono tutti positivi gli indici per la Germania, per l'Olanda da sempre, ora anche per l'Italia, ma ora, cioè da un annetto a questa parte anche per l'Italia e per la Spagna. La vera criticità dentro il meccanismo euro è data dalla Francia in questo momento qua, non da tutto il sistema, anzi, e in questo scenario l'Italia si colloca fra i paesi più solidi dal punto di vista economico-finanziario. Il problema è un altro, è il problema italiano, quindi vedete euro, problema economico, il problema nostro di casa, che l'economia è trascinata, lo sarà sempre più da un sistema mondiale, da mercati mondiali. Sì. Noi abbiamo affrontato i mercati mondiali a due livelli, o con la grande impresa che è andata là per esportare e basta, ma senza internazionalizzare in modo la filiera. Lei sta dicendo, scusi dottore, lei sta dicendo che non eravamo preparati sostanzialmente, non siamo preparati a questo. No, non abbiamo fatto internazionalizzazione, abbiamo fatto speculazione sui mercati internazionali, cioè andando là per portare prodotto a basso valore o per esportare sistemi produttivi a basso costo, non portandoci dietro la filiera. Allora, il nostro meccanismo economico è basato sulla piccola e media impresa, non sulla grande industria. E la piccola e media impresa o è integrata con un sistema più grande che è capace di muoversi all'estero, quindi filiere internazionali, quindi aggregazioni, altrimenti subisce l'estero, non lo sa cavalcare. Certo. La grande industria ha fatto finanza, quindi abbiamo di fatto un sistema economico scollegato dai mercati. Certo, non a caso c'è il segno più nell'export, credo sia l'unico segno più, no? Nella nostra crisi economica. Ecco, non è un caso. È una cosa nuova che riguarda in particolare il settore economico che io seguo, l'agroalimentare, è questo, il ruolo che ha l'agroalimentare nel mondo in questo momento qua. Ecco. Che è unico. E non a caso proprio l'Economist il 12 febbraio farà la prima conferenza sulla food security, sicurezza alimentare, alimentiamo il mondo. Io sono stato invitato, ci sarò con l'Italia in questa conferenza internazionale organizzata proprio dall'Economist a Londra, e quindi a significare che una rivista importante come l'Economist, che ha sempre snobbato l'alimentare, l'agricoltura di fatto, perché si è sempre occupato, no, di economie, di grandi economie e così via, sta dicendo attenzione, la vera criticità ma anche opportunità nel mondo da ora in avanti, nei prossimi decenni, è il discorso alimentare. Infatti alcuni dati, parlo di un rapporto, parlano dell'agroalimentare che ha una crescita del 7,5%, l'export del 2%, quindi muove le 37 miliardi di euro, il metalmeccanico 1,5% più, meccanico, apparecchiature meccaniche 3,4%. Sono quelle le uniche, insomma, cose che gli unici segni positivi, compreso l'export. Lo sono e lo saranno anche andando avanti, però non stiamo cavalcando. Vi porto un esempio pratico che mi ha fatto anche
parecchio imbarazzato. Sì. La prima settimana di novembre ero a Kinshasa, Repubblica del Congo, per una conferenza sull'agribusiness, erano pochi occidentali nel mondo africano. Finito il mio intervento mi avvicina un signore, mi fa in inglese, io sono rappresento stato israeliano, siamo qua perché stiamo investendo, abbiamo un fondo con 100 milioni di dollari di investimento sull'agroalimentare, costruiamo poli agroalimentari, mercati agroalimentari, e vogliamo tecnologia europea, per cui abbiamo un partner olandese, e questo partner olandese ci dà tutta la tecnologia italiana. Quindi questo a significare l'alto valore che ha il nostro prodotto, ma come lo stiamo svendendo, perché di fatti le nostre imprese piccole e medie bravissime stanno facendo i subfornitori gli olandesi, che sono loro volti subfornitori gli israeliani, che sono i fornitori dei governi africani. Allora lo stesso israeliano mi fa: se ci mettiamo d'accordo forse guadagneremo un po' di più tutti quanti. Questo è il paradosso. Questo è il paradosso. Infatti l'italiano c'è lo spazio per crescere e non ci andiamo, anzi ci vanno gli altri con i nostri prodotti. Rientriamo un attimo velocemente, dottore, poi la lasciamo libero, che so che ha un impegno fra qualche minuto. In Emilia Romagna, io do dei dati che ho raccolto, 6.000 imprese in meno, occupati meno 1,4%, disoccupati più 9%. Facciamo diamo uno sguardo a casa nostra, dottore, ci dia in sintesi un po' la situazione qui. La situazione, anche qua c'è una parte dell'economia basata sul sistema immobiliare che è fermo, c'è una parte di economia invece basata sull'industria alimentare che sta esportando e sta crescendo, altra sulla meccanica di precisione che sta crescendo, quindi sono dei settori che sono agganciati, che hanno quei settori che hanno oltre o almeno un terzo del proprio fatturato all'estero stanno crescendo, altri che hanno sempre fatto su fornitura sono morti. Quindi si tratta di ricostruire un sistema per andare all'estero, ma questo richiede l'impegno sia pubblico che privato. Manca chi si aggancia ai mercati internazionali, manca un soggetto economico, un interlocutore in questo, perché vediamo le istituzioni nostre, la politica è troppo impegnata per i dibattiti e cercare i titoli sui giornali, su tutti i rispetti agli anni giornalisti, per dare questi fatti, però un conto avere i titoli sui giornali e un conto riempire, far sì che l'articolo sia la sintesi di un'attività e non l'espressione solo di ideologie. Dal lato del mondo privato, dei servizi, perché in un'economia avanzata sono i servizi che fanno da locomotiva, no? Poi manifatturiero e così via, no? C'era un vecchio studio di circa 10 anni fa, mi sembra, della Banca Europea, che diceva il problema dell'Italia, lo dico d'Italia, in futuro saranno i servizi, perché l'80% dei servizi in Italia è basato a fare da intermediazione tra l'impresa e la pubblica amministrazione, per le pratiche, per la burocrazia, per i finanziamenti, per queste cose qua. Non ci sono i servizi per accompagnare l'impresa sul mercato. Dottore, finisca. Di interfaccia tra impresa e burocrazia non è certo sviluppo. Dottore, io la lascio, non so se Pietro perché deve andare via, la lascio libera perché so che è impegnato, però prendo già l'impegno da adesso, noi la richiamiamo perché è molto interessante, avremo altri magari soprattutto sui temi agroalimentari, di cui lei è un grande competente. La richiameremo. Io la ringrazio, le faccio l'ultima domanda, dottore. Lei è stato anche assessore alla provincia di Forlì Cesena, cosa vuol fare da grande, dottor Bagnara? Ma io oltre che girare per il mondo. Intanto finché uno si chiede cosa farò da grande vuol dire che ha ancora l'entusiasmo del bambino di fare cose nuove, quindi questo penso sia la prima cosa. E poi io mi piace il mio lavoro come economista alimentare, ho organizzato filiere, faccio sviluppo piani territoriali, sono tornato a fare il mio lavoro, sono entusiasta. Nell'esperienza in provincia ho portato questo mi interessava, la mia attività qua con riscontri piacevoli, ho avuto, è stata un'esperienza più che positiva e sono tornato al mio lavoro, mi piace, quindi sono contento di farlo. Le dicevo perché veniva da questa esperienza nelle istituzioni, per cui poteva essere attaccato dal virus della politica, ma mi sembra che non è che in qualche modo... Comunque è guarito. È guarito. No, ognuno deve fare il proprio mestiere. Certo. È stata un'esperienza che mi ha arricchito questa,
certo. questo arricchimento lo porterò anche nella mia attività professionale, ma certo. Ognuno deve fare il proprio mestiere se vuole mestiere. sperare di farlo decentemente, non dico bene, decentemente. Perfetto, perfetto. Dottore, grazie mille, buon lavoro e alla prossima. Grazie. A risentirci. Avete sentito, lo richiameremo sicuramente perché è un personaggio straordinario, ho parlato con lui varie volte, insomma approfondisce tutto quanto. Un nuovo sistema economico, Pietro, bisognerà poi che ci spieghi, siamo impreparati. Il Paese non è certo pronto al salto di qualità nella globalizzazione e diciamo pure quella che ormai, sai bene, è un pallino fisso per me, nella piena europeizzazione. Certo. Pietro, io direi a questo punto stringiamo gli orizzonti e andiamo in casa nostra, che ci sono dei grossi problemi, e cioè parlo dell'Emilia Romagna, in particolare andiamo anche a Forlì, visto che noi veniamo di lì. Sì, nella provincia di Forlì Cesena ci sono dei dati molto importanti, poi ma anche gravi. Tiene le prime pagine dei giornali, la Electrolux, la Ferretti, la Dometic, eccetera, eccetera. Io sentirei l'intervento, un contributo che viene proprio da Forlì, dal segretario della CGIL Pari Damanti, nel corso di una manifestazione davanti all'Uni Industria di Forlì, una manifestazione dei 400, non c'erano tutti e 400, c'erano le rappresentanze, protesta dei lavoratori della Ferretti, un polo nautico importantissimo, che è distrutto praticamente, distrutto, non solo la Ferretti, non ma anche completamente, prima. Ma il rischio c'è. Ma è distrutto. Non ce l'hanno fatta neanche i cinesi a tirarlo su, a quanto pare. Forse non hanno voluto. Forse è molto più probabile. Andiamo a vedere, sentire il contributo. Siamo alla Unindustria di Forlì, con me c'è il segretario della CGIL. Chiedo com'è la situazione, ci sono molte persone, com'è la situazione reale? La situazione reale è che l'azienda ha dichiarato la volontà di andare a chiudere il sito produttivo di Forlì. Questa è una sua volontà che crediamo il territorio di Forlì complessivamente preso deve respingere in maniera seria. Se Ferretti, quando decise di iniziare la sua avventura imprenditoriale, decise di scegliere Forlì come base strategica, è perché Forlì è uno dei centri nautici migliori, più professionali d'Italia. Qui escono delle barche di qualità. Nel 2012, un anno fa, a dicembre 2012, l'azienda ha presentato un piano industriale dove confermava che tutti i siti industriali erano strategici. C'era la necessità, di fronte a una crisi che già allora c'era, che oggi è ugualmente grave, di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali. Doveva fare delle operazioni di razionalizzazione anche di sprechi che ci sono all'interno dell'azienda e di benefici inaccettabili sui dirigenti. Tutto ciò non è avvenuto. Noi abbiamo un piano, un progetto alternativo a loro per far sì che ci sia una risposta alle loro esigenze e il mantenimento del sito produttivo di Forlì, e che non ci vengano a parlare che Forlì non ha il mare, non l'aveva neanche 30 anni fa, come pure non ce l'hanno altri stabilimenti. Quindi il punto è uno solo: cercare di riuscire a parlare con la proprietà, spiegare a loro quanto è importante per il territorio la Ferretti, ma quanto è importante la Ferretti per Forlì, perché qui ci sono professionalità e capacità di fare impresa che altrove non si trovano. Com'è la situazione, cioè in numeri? L'azienda dice appunto che vorrebbe dismettere lo stabilimento produttivo di Forlì, e fra l'altro qui dice poi questi lavoratori li trasferisco a destra e a manco. Significa che il lavoro c'è, e quindi distribuiamo il lavoro che c'è e manteniamolo qui a Forlì. Risponde a verità che qui si chiude perché non si riescono a costruire barche più grandi, non c'è la possibilità di farlo? Ma facevo riferimento prima al piano industriale 2012, in cui l'azienda per ogni cantiere nautico definiva una propria vocazione, delle proprie caratteristiche, e Forlì aveva la sua, e in questo ci stava come dire, la strategicità di ogni sito. È chiaro che qui non fa gli super yacht, fa gli yacht di dimensione come dire, inferiore, che ha un suo mercato, una sua sofferenza, e che vengono prodotti anche da altre parti, come pure come dire, ogni sito produttivo ha la sua vocazione. Quindi non riusciamo a comprendere
questa impostazione dell'azienda, che mi pare che sia un gesto disperato di un management che non è in grado di governare questa impresa. L'ultima cosa, Electrolux, Dometic, ecco la situazione lì velocissima. Innanzitutto questa notte noi siamo riusciti a trovare un accordo che domani sarà sottoposto ai lavoratori per quanto riguarda l'Alpi. Lì erano in campo 242 licenziamenti, abbiamo trovato un accordo in cui si prevedono 90 uscite volontarie senza forzature sulla base dell'incentivo, e rivederci alla fine dell'anno per capire qual è la situazione. È un accordo difensivo ma che non va a incidere sulla carne viva della gente. Electrolux sono in corso in questo momento le assemblee perché c'è una proposta assurda dell'azienda che sembra, quando un lavoratore prende 1100 euro al mese netti, il problema per cui quell'azienda non è produttiva. Qui c'è un grande assente, che è il governo, perché in questo paese è più di 20 anni che manca una vera politica industriale. Perché mi chiedo, perché Electrolux non ha pensato ad andare via da altri paesi dove il costo del lavoro è più alto? Perché lì c'è un governo che governa e fa proposte serie. Bene, governo piove, governo lado, siamo sempre da quel periodo, da quel fico. Io ti chiederò, adesso andiamo in pubblicità Pietro, però ti vorrei un tuo commento sulle cose breve, sulle cose che ha detto Pari. È chiaro che il segretario generale della Camera del Lavoro, la CGIL di Forlì, non poteva dire altro, certo. Però è vero che quella zona della Romagna dove c'è un alto tasso industriale si sta deindustrializzando. Sì. Allora la domanda è, le responsabilità possono essere assegnate alla inoperosità della classe operaia locale? No, sono scelte che passano sopra la testa di tutti, certo. e non c'è una risposta unitaria, globale del governo. Sì, non da oggi. Manca una politica industriale del governo dal 1990. Ne abbiamo appena parlato anche in qualche modo, Bagnara ci ha confermato. Sì, però è tutto un problema di scala, poi o facciamo il salto di qualità esatto, o siamo morti. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo perché abbiamo un altro contributo secondo me molto interessante perché sono dati reali, poi c'è Pietro che ci porterà degli altri dati, commenteremo e vediamo insomma se riusciamo a trovare la quadratura del cerchio di questa crisi. Non certo che ci riusciremo noi, ma noi cerchiamo di dare il nostro contributo. A tra poco.